Scatman's World. Siamo su MotoGP 13 in modalità carriera. Andiamo ragazzi, abbiamo un triplete un po' così: Silverstone, Misano, Aragon. Ok, quindi con il nostro aeroplanino andiamo a Silverstone, Gran Premio di Gran Bretagna. Ok, email, obiettivo di gara, quinto posto. Manager personale, possibile avversario per la gara, chiaramente Vale Rossi. Twitterone, Eric Strom, mi chiedo davvero dove vuoi andare. Apprendi il casco al chiodo e fai altro perché in MotoGP non hai speranze. Ma vaffanculo stronzo. Pedrosa, Silverstone si avvicina, avremo un bel risultato. Valentino Rossi, serata trascorsa a discutere con le zoccolette, va bene. Eric Storm, veramente fai schifo, sei una persona indegna e vergognosa. Ok. Quotidiani al cospetto di sua maestà. Ragazzi, qualificazioni sotto il diluvio, 19° posto. Sono anche contento perché a Silverstone è veramente di solito sempre 25° posto. Raga, andiamo e speriamo di andare bene. Ragazzi, all'interno di Silverstone devono guidare come l'anno scorso, una gara pulita, tranquilla, portare a casa almeno un 7° o 8° posto. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Bravo. Ottimo inizio, mamma mia, rischio Comendiano con Apro Spritz, ma siamo già 11esimi, incredibile. Grandissimo Comendone, inizio incredibile in Inghilterra, no! E c'è Nicolino Aidi. Comendone deve mantenere questo momento di forma, possiamo arrivare almeno tra i primi 3 in questo mondiale. La faccia di Strom, là con lo stronzo che c'è scritto su Twitter, quel maledetto. Bravo, Comendone, che classe mondiale. Siamo già ottavi, è incredibile ragazzi. No, perché sta stronzata, questa curva maledetta. Scusate, problemi di lag, porca miseria. Andiamo. Abbiamo perso un po' di secondi. Fatto una grande rimonta ragazzi, siamo terzi proprio adesso, porca puttana, che facendo il garone a Silverstone, vaffanculo. Incidente per innominabile. Cazzo, la moto arancione, stiamo calmi perché possiamo vincere addirittura, La prima vittoria a Silverstone. Una gran calma comendiana. No! No, si supera Marchetto Marquez, maledetto Marquez. Tranquillo, Comendone, tranquillo. Bravo. Dai che possiamo arrivare ai secondi. E anche primi ragazzi, possiamo fare il miracolo a Silverstone, perché può diventare incredibilmente una gara favorevole Silverstone. Giro record per veneziano, pazzesco ragazzi. Quindi con più tempo ragazzi il Comendone può vincere anche in gare non favorevoli, possiamo stare davanti anche a Rossi. La prossima però è Misano, e a Misano non prometto niente chiaramente perché è una gara molto sfavorevole, la più sfavorevole, forse anche più di Austin. Bravo Comendone, mamma mia sarebbe bello vincere la seconda gara consecutiva, la terza in MotoGP, un circuito storico come Silverstone dove ho sempre fatto risultati non meravigliosi, a parte l'altro anno che sono arrivato settimo, mi pare che è stato il miglior risultato. Siamo buoni, la moto è finita ormai, la gomma posteriore non c'è più e la moto è arancione. Attento Comendone, attento, calma. Vai di calma comendiana, comenda comendiana in modalità on.
separa un successo troppo inaspettato, ragazzi. Calma, gran calma. Troppo piano forse. Eccola là la cagata. Mamma mia, grande comandone. No, Rossi, maledetto. Dai comandone, portiamola a casa. Portiamola a casa. Primo successo a Silverstone, seconda vittoria consecutiva, terza in carriera in MotoGP. Completamente meritati, ha saputo imporre un gran ritmo alla gara e nessuno è stato in grado di tenere il suo passo. E si gode. Mamma mia, un'altra vittoria, ragazzi, incredibile come donne veneziano. Mamma mia, mi scuso per il lag, ragazzi, che ho dovuto tagliare un pezzo del video, ma era proprio incredibile, probabilmente sarà un aggiornamento di Windows in corso. Allora, Twitterone. Allora, Vino, grande commenda, stai guidando veramente forte. Clark Kent, grande vittoria oggi. Valentino Rossi, visto che sportelate, problemi di traction control. Ma no, dai Rossi, non dire così. E non c'è, scusa, non c'è il nostro amico Storm? Non c'è Strom, maledetto stronzo. E va a vincere il comandone. Grande piazzamento. Zoccoletta personale. Ok. Calendario, questa è la gara più dura per il comandone. Misano. Vedi offerte. Attenzione ragazzi. Offerta dalla Yamaha Factory Racing. E si gode ragazzi. Anche la Ducati. Ma ragazzi il comandone vuole andare in Yamaha per diventare il nuovo Valentino Rossi. Ragazzi, questo è incredibile Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini con la moto di Rossi e Lorenzo. Ora si gode veramente ragazzi. Madonna, che soddisfazione. Al secondo anno siamo già con la Yamaha. Adesso chiaramente il prossimo anno da puntare alla vittoria. Quest'anno podio, obiettivo di squadra ottavo. Benvenuti Yamaha. Ok. Allora ragazzi, adesso voglio vincere in Yamaha, poi tentare di vincere anche in Honda e poi finire la carriera con la vittoria nella moto italiana, cioè la Ducati, e poi fanculo. Twitterone. Allora, Brad Pitt mi hanno detto che da queste parti la passione per i motori è tanta, innominabile. Oggi ha fatto un giro preliminare a Misano. Ciao commenda, ora che la notizia ufficiale posso darti il benvenuto all'interno del team. A presto, grande Rossi, grandissimo. Quotidiani. In cerca di gloria della prossima gara veneziana correrà per la Yamaha Factory Racing e io godo come un leprotto in calore. Vediamo la classifica. Ok, si prova a sfidare Pedrosa però, perché la può andare in Honda. Intanto però devo vincere assolutamente Yamaha. Ok. Ragazzi che figata! Ragazzi a Misano posso avere anche una Ferrari F1 ma niente da fare, 22esimo tempo in qualifica, però la moto è meravigliosa, chiaramente diluvio anche a Misano, quindi con la pioggia è sempre difficile, non riesco mai a beccare il sole, porca puttana, e in qualifica, e niente, però per la gara speriamo di fare una buona gara, anche se ripeto a Misano proprio sono una pippa di proporzioni. Ragazzi, Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, debutto in Yamaha. Sempre bastarda. Mamma mia. Mamma mia. Tempo nuvoloso a San Marino. Vai. Sì, 15esimo posto, non male. Questa gara è troppo sfavorevole. Oh mamma mia, il comandone ammazza tutti ragazzi, è ufficiale. Siamo decimi con un po' di fortuna. Il comandone c'è però ragazzi, il comandone c'è. Sta sui maroni, c'è non c'è niente da fare, c'è l'innominabile. Il piazzamento sarà un 19° posto mi pare qua.
siamo ottavi in maniera incredibile, beffarda e devastante. C'è il Nicolino Heidi. Giro record per Marchetto Marquez, no, Comendone no, sopra la moto è meravigliosa, questa moto qua, ragazzi. Ragazzi, con questa moto si gode troppo, però, Bravo Comendone. Ragazzi, il quinto posto anche a Misano. Vai che c'è il Magnifico. Vai che c'è il Magnifico. Bravo Comendone, molto molto bene. Mamma mia, sta moto qua me la godo troppo, cazzo, me la godo. Se riesco a fare bene anche a Misano, vinco il mondiale. Ocio, bravissimo. Perché bene che ho quinto posto a Misano. Bravo Comendone, molto molto bene. Dai che avere venuto a posto, i primi sono difficili. No, per guardare di là, no, bravo. Giro record del Comendone però. Portiamo a casa il quinto posto. Scusate ragazzi, ho commentato pochissimo sta gara, ma sapete Misano è il mio tallone d'Achille. Perché possiamo fare anche il beffone obeso. Vai di beffone obeso. Adesso il mio obiettivo ragazzi è vincere Yamaha in Honda, il mondiale e dopo anche in Ducati, ragazzi. E dopo chiudere la carriera con Tori a Misano e me la scopo a Misano, cazzo. Che va bene anche un quinto posto, ragazzi, va benissimo anche un quinto posto. No. Dai miglior risultato in carriera a Misano. Dai miglior risultato in carriera a Misano. Attenzione! Cosa è successo? Non lo so! Non ci credo, potevo arrivare prima, non ci ho fatto la cappella. Incredibile, però arrivo secondo! Arrivo secondo a Misano! Mamma mia, per lui 20 punti importantissimi in ottica campionato e la consapevolezza di poter puntare a risultati importanti. Grande Comendone. Secondo posto, cosa è successo all'ultima curva? Sono rallentati in 50, Dio santo. Allora, vediamo un po'. Un debutto Yamaha incredibile, grande piazzamento, Lynn Jarvis, la zoccoletta personale, grande risultato. Twitterone. Valentino non si può rispetto per aver perso il confronto con Veneziano, vecchio. Ciao ragazzi, solo con lo spettacolo che abbiamo dato oggi ai veneziani vi regaliamo ripagati il prezzo del biglietto. Romano Fenati, grande commento, se continuerai ad andare così forte avremo una ragione più per seguire la Moto GP. Stiamo calmi ragazzi, stiamo andando alla grande adesso. Oh, Aragon qua, oh, grande risultato, oh cagata. Gran premio Iveco de Aragon, dall'Italia alla Spagna, round 14. Ok, allora vai di Twitterone, allora. Dai sucamelo Tanaka. Stanco per la settimana ma impaziente di scendere in pista con te. Vai Comenda. L'innominabile domenica si corre ad Aragon, ragazzi, non potete immaginare come diventa piccola la pista dopo 1300 metri di gas spalancato. Andrea Vizioso, grandissima voglia di correre e di dare gas. Mi raccomando, fate il tifo per noi. Ok, vecchio. Allora, team manager. Obiettivo, prima posizione. Bene, un obiettivo proprio tranquillo. Possibile avversario, vabbè, Marquez. E andiamo. Ragazzi, stavolta sono una pippa. Sono arrivato primo nelle qualificazioni 1 e per sbaglio ho cliccato su salta a gara nelle qualificazioni 2.
Cioè, una volta faccio una bella qualifica che ho tempo, perché finalmente ho tempo oggi, veramente fortuna comendiana. Vai, vado a fare il cappellone. Vabbè, comunque siamo messi benissimo, possiamo vincere anche ad Aragon, ragazzi. Veramente un momento incredibile, ragazzi, avete ragione voi, se ho tempo di provare il qualifica e tutto, chiaramente i risultati sono incredibili. Vai, ragazzi, campione di Spagna, portiamo a casa un grande risultato. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Vai per il dominio comendiano, vai per il dominio comendiano. Calma. Come curva sempre dedicata, lo sapete ragazzi, grandissimo Comenda. Siamo partiti bene. Ottimo Comendone. Grandissimo, siamo già terzi ragazzi, siamo già al terzo posto. Mamma mia, come Comendone Yamaha fa paura. Stavolta è meravigliosa, mamma mia. Ottimo Comendone, terzo posto, meraviglioso, ma possiamo tranquillamente vincere con la curva cieca. Questa curva è molto pericolosa. Bravissimo Comendone. Sfruttiamo la potenza di questa moto cattivissima. Rossi è primo e sono contento, grande Vale. Adesso sono io il nuovo pilota emergente italiano della MotoGP, della Formula 1. Vai Comendone. Occhio. Buono. Dobbiamo riuscire bene da sta curva. Per campi, siamo dai per campi, siamo dai per campi. Primo giro completato per il talentino veneziano. Bravo, molto molto bene. Dai che c'è Marchetto Marquez da risuperare. Che duelli ragazzi, che duelli adesso. Bravissimo Comendone. Molto molto bene. Il numero 27, il numero magico della MotoGP. No, lungo. No. Cagatissima comendiana, cagatissima. Incidente per Tarallucci intanto. Ottimo lavoro venezianone, ottimo lavoro. Ancora giro record per il talentino veneziano. Mamma mia come sta guidando il Comenda. Mamma mia che Comenda, mamma mia che Comenda. Un Comenda scatenato. Finalmente, cazzo, un po' di vittorie tranquille. Bravissimo. La curva un po' bastarda e poi la curva cieca difficilissima. Ottimo, forse ho frenato un po' troppo, ma devo gestire anche la gomma posteriore. Dai che ormai ci siamo, dai che la vittoria è nostra. Mamma mia che momento di forma in questo video, sto uno dei migliori della carriera, fioi. Ogni tanto anche il Comendone tira fuori prestazioni incredibili. Ok. Vai direttilino finale per il Comendone, quarta vittoria MotoGP ormai. Dai ragazzi. Ultima curva. Direttilino finale, ultima curva. E grandissimo successo per il Comendone veneziano anche ad Aragon. Il Comendone domina. Perfetta, giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti che poi sono il frutto di tanto duro lavoro.
Grandissimi ragazzi, grandissimi. Adesso anche in classifica secondo me abbiamo recuperato tanto, stiamo tranquilli perché insomma vincere il mondiale ormai la vedo un po' dura, però non si sa mai ragazzi. E subito voglio sparare i quotidiani. Veneziano prodigioso, Daragon vince, rimonta e regala spettacolo. Inizia male ma regala ai tifosi il brivido di una gara storica, mi viene da piangere. Ok, allora, feed sociali, twitterone, Antonelli. Grande commenda, i miei complimenti per quello che stai facendo in MotoGP. Ah, oh, arrabbiato Fioi, che gara commenda, non pensavo che ti saresti adattato così in fretta alla MotoGP. Vino, andare così forte ad Aragon significa avere talento, continua così ne vedremo delle belle. Il commendatore sta veramente dominando adesso, Grande piazzamento. Manager personale, grande risultato. Vediamo la classifica. Oh, non siamo neanche ancora tra i primi 4, ok. Quinto posto, 210 punti, a meno 36 dalla vetta, ragazzi, possiamo ancora vincere, teoricamente, però è molto duro, abbiamo 4 piloti davanti. Buono raga. Prossimo video, Sepang, Filippo Isola, Motegi e Valencia, ce le speriamo tutte e 4. Raga, un saluto al commenda veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.